e benvenuti a questa nuova puntata di Uomini e Donne. No, Lego, hai detto uomini e donne. Ho detto uomini e donne? Sì, non lo so. Ok, rifacciamo. Salve a tutti amici Soft Gunner e benvenuti a questa nuova puntata dell'angolo del Soft Gunner. Questa è la terza puntata del mese di Luglio! Bravi ragazzi che avete studiato. Vabbè. E che dire, l'angolo sta andando bene come al solito. Abbiamo visto che la gente è partecipe, Sì, dai, commenta, ci guarda, però ci guarda. vabbè. Però attenzione signori, questo mese siamo stati un po' delusi dal mese precedente ovviamente. Cioè, sì, il mese di Giugno. bravo, che hai studiato anche. Sai anche i mesi, bravo Sì. Possolo, ti sei applicato. 30 giorni. Bravo, ti sei applicato. Allora, abbiamo visto che non c'erano commenti divertenti, o meglio, Non ci hanno minchiato da che degni di nota, insomma. La gente è troppo intenta a vincere la maglietta che nessuno spara cagate. stronzate. E questo è un po'. Quindi dovremmo spostare il premio da commento più serio al commento più divertente. No, perché non ci sarà un'orda di porcherie. Quindi questo mese abbiamo deciso di non premiare Il commento più per divertente. protesta, così imparate e la prossima volta ci scrivete delle puttanate Quindi cercate di dare che non riguardino JJ. JJ. per Prego, cortesia basta. e il marsupio. Non esiste, non c'è più, JJ non fa più parte del Super TFI. Teniamo a precisare. Perciò impegnatevi a sparare stronzate. E quindi piuttosto sfotete Bossolo o Ecco. Gas. No, me no, perché. Sì, anche lui, No, perché io sono più figo. Lui è la cravatina, quindi lo potete sfottere. Tra l'altro a Pua. Non buttarmela. Vabbè, A Pua bianca. ad ogni modo avete 3 buoni elementi per sparare stronzate. Quindi io direi che possiamo passare subito alla premiazione Del commento. del commento più Esauriente, più bello. più insomma. bello dell'aneddoto precedente che riguardava che cosa? L'agonismo nelle manifestazioni. Bravo Po. Bosso l'ha studiato, Gas è ancora un po' titubante. Sì, Perché sono tu, un po'. perché voi non sapete, ma il signor Gas prende, viene a fare i video, poi per un mese non si fa più vedere. No, Basta. scherzo. In realtà vengo solo qua il martedì, il suo appuntamento richiesto dalla segretaria e dopo vado via. Ah, bravo. E si prende il malloppo con i soldi e se ne va. Ci lascia la fattura. Faccio la fattura. Va bene, dai, allora io direi che può partire la base della premiazione. Base della premiazione, grazie. Atmosfera. Modalità super quark, semplice proprio. E può partire anche il rullo di tamburi. Allora, ladies and gentlemen, il vincitore del commento più bello dell'angolo del Soft Gunner puntata 2 se lo aggiudica, lo facciamo leggere a Bossolo questa volta. Stavolta dai. Prendi il pannello del potere. Il pannello del Del tavolo del potere. Non teniamo altro suspense. Il vincitore della terza puntata. L'ho già detto io. Della seconda. Devi solo dire il nome. Vabbè, ok. Ma sai Andiamo- sai com'è la TV? sì, In quella TV ripete. continuano a ripeterti la stessa frase per 100 volte finché ti Esatto, spanghi le finché non ti palle. cresce la barba a modalità SIL. Esatto. Va bene, tagliando corto, il vincitore di questa puntata è Luca Bernardi. Bravo Complimenti. Luca Bernardi, complimenti che ti sei aggiudicato la maglietta dell'angolo del Soft Gunner stagione 2013. Ma sentiamo cosa c'è scritto. Proprio. Il nostro caro amico Luca Bernardi ci scrive: a mio parere l'agonismo ci può spingere al nostro massimo e anche a migliorarci, ma bisogna sapersi controllare per non abusarne, rischiando di rovinare il game a noi e agli altri. Attaccarsi ai regolamenti e certe volte approfittarsene per vincere a tutti i costi rovina semplicemente lo spirito del soft air. Sarebbe bello se l'unico regolamento fosse quello del buonsenso. Ringraziamo ancora l'amico che mi sono già dimenticato il nome, Luca Bernardi. Poverino. Che cazzo, sai quanti nomi che vedo tutti i giorni? Memoria per termine è andata. Ragazzi, anch'io Vabbè. alla mia età, insomma, adesso capitemi, comprendetemi. Ricordiamo, tra l'altro, signori, Il nostro amico della... No, ricordiamo più che altro a Luca Bernardi. Ricordati che quando ti arriverà la maglietta, attenzione, devi farti una bellissima foto e inviarcela alla nostra pagina Facebook. Perché il tuo predecessore, ossia il Nonché vincitore- Silvino Teffi, deve ancora inviarci la foto. E abbiamo chiesto. Almeno per capire se ha ricevuto la maglietta o meno, che non tanto sia per ancora capire se non è stata dispersa dalle poste italiane. dalle poste italiane. Chiusa parentesi. Allora ragazzi,
Io direi che possiamo andare con l'angolo del soft gunner, quindi l'aneddoto. La stagione. Bellissimo restyling della sigla. Sempre. Sempre la solita. Sempre la solita, anzi invitiamo se qualcuno buonanima vuole farci una nuova intro per l'angolo su Gunner stagione 2013, sarebbe ben accetto, se qualcuno vuole proporsi, ben venga. Allora, Bossolo, questo mese volevi portare tu l'aneddoto, giusto? Esattamente. Quindi prego, Vado. illustra anche ai nostri amici da casa, al ragazzetto, ragazzina, simpatizzante, vecchia e vecchiotta, Dai. che Milf, cosa... no? Milf. Beh, ci sta anche la Ok, MILF, ok. ci sta anche la MILF. A chiunque ci guardi, dai. Sì. Prego. Allora, penso sia capitato a tutti che durante un game la situazione si mette male, il proprio compagno nella sfortuna vuole che la SG o gli si inceppi o sgrani o comunque abbia dei problemi e quindi non può proseguire il gioco con la propria SG e il sottoscritto, quindi nel mio caso io o qualcun altro al posto mio, viene colpito, Viene colpito. però ha la SG perfettamente funzionante. Cosa fai? Che fai? Gli si dà la SG al nostro compagno che è ancora in gioco e deve portare avanti la giocata e quindi gliela si mette in mano la propria SG, oppure si fa finta di niente e si esce. Questa era un po' il mio aneddoto che ho voluto portare. Effettivamente è una cosa che capita ogni tanto, Succede, soprattutto sui cinesi. Sì, magari non proprio in questo, ma anche solo il fidarsi, capito? Sì, no. Beh, dai, posso, dici un po' tu cosa ne pensi? Io in più di qualche occasione, visto che di SG ne posseggo più di una e sono geloso, ecco, se vogliamo metterla così, solo di alcune, tendenzialmente mi presto sempre a porgere. porgere o comunque andare in prestito la mia SG. Ovviamente ci sono casi particolari dove magari non si conosce la persona alla quale si deve prestare la SG, quindi a volte mi riservo, però tendenzialmente io per natura mia la presto sempre, anche perché tengo che la squadra o comunque la frazione dove sono io vinca lo scontro o comunque l'ingaggio. Ecco, io la penso così. Interessante. Beh, tu cosa pensi, Gas? Allora, in questa situazione dipende intanto secondo me che SG ho in mano, se ho un SG di marca o un SG cinese. Sull'SG cinese penso che gliela posso dare tranquillamente al mio compagno senza nessun problema. Se invece ho un SG di marca, magari nuova, appena acquistata, Sempre più restino. sì, sono un po' più braccini corti sostanzialmente, anche perché in teoria c'è la regola chi rompe di vecchio paga di nuovo, però non è mai sempre così. Là dipende sempre dalla situazione, dal momento, insomma, però insomma imprestarla sostanzialmente a uno della mia squadra la farei senza grossi problemi, insomma, perché un colpo tocca a me, un colpo tocca a lui, cioè ci diamo una mano a vicenda e siamo tutti più tranquilli. Beh, a parte che io sto morendo dal caldo, ragazzi, che per colpa vostra devo fare i miei video con questa cazzo di camicia perché devo essere conduttore. Non abbiamo quella che gli asciuga il sudore. Sto morendo, anzi, se c'è una signorina che può venirmi a asciugare il sudore sarebbe una bella cosa. Ma non c'è. Beh, allora, io sapete che sono sempre un po' contro tendenza, no? Che se fosse per me le mie SG le uso solo io. Perché che cazzo, io sono geloso, anche se fosse un cinese. Ma che cazzo? Cioè, no, tranquillo! No, perché sai, io la penso così. No, io la penso così. Se ho la SG che non va, piuttosto di chiedere al mio compagno, cioè io non vado mai in giro con una SG solo, hai capito? Ok, magari non me la porto dietro, ma ce l'ho in macchina, hai capito? Un conto è se a un torneo, ok, su un torneo ci sta perché hai bisogno. Se vuoi portare a casa un risultato devi comunque fare il lavoro di squadra, quindi porgo volentieri la mia SG al mio compagno di squadra che comunque a un torneo so che è un compagno di squadra fidato, un torneo non va il primo che capita.
Però nelle giocate domenicali normali, diciamo così, io vado sempre in giro con due SG. Una ce l'ho nel bagagliaio della macchina, che nell'evenienza dovesse rompersi la mia, c'ho sempre quella di scorta. Anche perché mi scoccia dover chiederla agli altri, mi sembra sempre di... andare a elemosinare. Sì, un po'... non mi piace, non mi è mai Vabbè, lo so. non mi piace giusto, andare in però. prestito delle... Poi, sai, è un fattore un po' personale, Certo. perché questo vale nel soft ma vale anche nella vita generale, perché io, piuttosto di avere debiti con qualcuno, preferisco arrangiarmi da solo. Giusto. E per chi lo fa, buon per lui, è un gesto d'altruismo, bravi ragazzi, io col cazzo che ve la darei la mia SG. soprattutto dopo un'esperienza fantastica di un K47 Tactical prestato a gas, nuovo, della Marui, e caduto accidentalmente dalle sue mani e rotto. Perché si è rotta la cinghia cinese? Che ha comprato le cinghie cinesi, si sono rotte e quindi il fucile è caduto di punta e si è rotto. Questo Lego che ha fatto così. Esattamente. È tirato un po' Ti ha di fuori. segnato un po' questa Mi ha esperienza. segnato Ah, parecchio, soprattutto, Infatti la soprattutto K- sull'esperienza, soprattutto su gas in generale. Infatti non mi presto più a Infatti non mi fiderò mai più di gas se non per fare ordini. Scherzo, dai, che sto scherzando. Mi sgramano le seggiole. Faccio ancora. Quindi ragazzi, che dire? Diteci la vostra. Diteci la vostra, voi Cosa prestereste la vostra SG in caso di bisogno al vostro compagno? Se sì, no. Se sì, no, perché, come, quando, dove? Insomma, spiegateci un po', magari se vi è successo anche a voi un fatto del genere durante il game, cosa avete fatto e cosa non avete fatto, insomma. Anche in situazioni o in momenti e con persone diverse anche. Esatto. Quindi non vi resta altro che scrivere un bellissimo commento e ricordatevi che il commento più bello sarà premiato con una maglietta dell'Anguish of Gunner che è tranquillamente visionabile nella nostra pagina Facebook. Bene, andiamo con la nuova rubrica, ossia Nuovissimo. nuovissima, che soprattutto sta spopolando Pullula! nella nostra pagina Facebook, ossia Love Gun. Porco can! Bravi ragazzi, tra poco ti infilavo il dito nell'occhio. entrava dall'orecchio, usciva dall'altro e accecavo il bosso. Giusto. Allora, Love Gun Porco Can, il mese scorso i partecipanti, le SG partecipanti erano il TAR 21 detto Tavor, SIG 551. E il fantasticissimo G3. Issimo! e se avete guardato, se avete seguito il sondaggio nella nostra pagina Facebook potrete sicuramente già avere intuito il vincitore. Semplice. Intuito. Ma non è meritato, porca miseria, No, no. ragazzi. Non è meritato. Adesso io, ok, ci sta, bellissimo. Il TAR 21. No, aspetta, Posso? non spoilerare prima, facciamo una classifica. Allora, al terzo posto, signore, anzi no, rullo tamburo. Terzo posto se lo aggiudica il fantasmagorico arma del terzo mondo, il G3 proposto da Bossolo. Quindi Bossolo si piazza alla terza posizione, ultimo. Pessimo. Un bronzo. Pessimo. E Bosso, hai qualcosa da dire a riguardo? Certamente vorrei dire che non ho niente da Ok, dire. tranquillo, lo facciamo dopo. Stai calmo, no, lascialo sfogare subito. Porca dai, miseria, perché- ma dai. Ma allora, ragazzi, ci sta benissimo, il TAR 21 è... Ma perché devi dirlo? Dobbiamo ancora premiarlo, non Ma la gente l'ha già visto su Facebook. No, Ci sta anche il SIG, lasciami finire, ci sta anche il SIG. Ma il G3 è un'arma... è fantastica, il G3 è l'evoluzione della specie. L'evoluzione della specie. Addirittura qualcuno ha scritto evviva le scimmie, evviva il G3. Cioè, le scimmie usavano il G3, ragazzi. E non l'avete votato. Dai, non si può. Prego, io ho dato. Se l'è presa perché adesso è dato. Ma il G3 è arrivato ultimo. Dalle stelle alle stalle, ricordo. Esatto, dal primo posto in partenza Gagliarda. Invece, ragazzi, signori e signori, al secondo posto si è piazzato il SIG 551. bravo Sig 551. Tranquillo, niente in particolare. 10, se non sbaglio 10 punti di differenza fra il Una quarantina di voti. Sì, E vabbè, ci stava Sig 551. discreto dai. Una merda. Sono soddisfatto. È meglio. Secondo me è Merda. Ma attenzione signori, mamma mia, e qui c'è sta un rullo di tamburo un po' più
Per esclusione io direi Cosa per esclusione? Cameraman, puoi anche spegnere, no, cameraman, puoi anche no, spegnere. signor cameraman, per favore, non lasciami il intervenga. momento di gloria. Lasciate Ok, ma dopo il spengono le luci. meritato momento di gloria. Cari amici, al primo posto se lo aggiudica il TAR 21, detto Tavor, proposto dal mirabolante e fantasmagorico sex symbol Lego. Grazie a tutti. Vabbè. Sono sicuro con 80 voti, cioè proprio l'over the top. Non so cosa sia peggio, se il nostro presentatore o il tavolo proprio. Ma secondissimo livello. Secondo me avranno appena bevuto il Rosic Drink, Va bene, no, stanno la- rosicando perché hanno perso. E ringrazio tutti quelli che hanno votato il mio modello, sono no. sicuro che l'avete votato solo grazie a me perché l'ho proposto io. Grazie. Bene, grazie. Bene, chiuso il discorso premiazioni della puntata precedente, e Andiamo. possiamo andare con invece quella di questa puntata. Questa volta che modello di ISG portiamo? Vuoi che parto io? Come vuoi, se no porto anch'io. Parti tu dai, perché sei Ok. il presentatore. Ah no, perché io devo essere l'ultimo. Sei l'ultimo? Sì, sono l'ultimo. Va bene. Perché sono sempre più. Fa le sciccherie lui. È sciccherie. l'ultimo. Vai, prego, Beh, boss. io questo mese vi porterò una fantastica SG replica, come volete chiamarla, niente po' di meno che l'MP5. Aspetta. Cosa avete da È dire? medda. È medda. È medda. Vedremo. Lasciamo che decida. No, dai, l'MP5 è figo. E ha fatto Ha storia. fatto anche storia, è la- stato utilizzato a Daiosa dai SEAL. E sempre Eckler Koch. Enkler? Enkler. E dopo la Koch. E anche no. Beh sì, è un SG che effettivamente ha fatto la storia, l'hanno fatta anche questa di miliardi di marche, anche questa ha un sacco di problemi di pescaggio. Non è. Beh sì, è vero, dai cavolo. Ah, Insomma, ok. ammetti che ha un sacco di problemi. Ok, ha avuto un sacco. Ok, Sì. i suoi caricatori maggiorati non pescheranno mai, però vabbè dai. Gas, questa volta Anche la cosa- mia ha grossi problemi di pescato. Ma molti di più dei suoi, mi sa. Aspetta, ma il suo è un bullpup? Sì signori. Sì. Boh, li abbiamo detti tutti quanti, ora sono finiti. No, No, non è un bullpup, aspetta. non lo sappiamo. No, è un accrocco. Esatto. Soliti accrocchi È un strani. solito accrocco. Sono sempre quelli i miei gli accrocchi, Però ragazzi. il tuo fucile è famosissimo però, Potete È un Sì, SG, no, beh, scusate. sì, un SG molto... molto famosa. usate anche per aprire i tappi delle bottiglie. va Sì, benissimo. beh, Ha quella forma adatta a aprire tappi di è bottiglie. fatta proprio uguale. È uguale. Cioè le birre si spinano con il... P90! Attenzione signori, gli amici di COD esulteranno perché finalmente potranno votare il famosissimo P90 in modalità Yalla. two hands, motherfucker. Beh, bello, sì. Anche qua grossissimi problemi di pescaggio, forse di più rispetto al suo, perché il MP5 secondo me pesca di più l'MP5 che il P90, perché il P90 con l'Ilax dipende sempre dalla marca, secondo me. Sì, là, vabbè, Full plastic, ovvio. bello. Full, plasticone. Ne hanno fatto anche questi di svariate versioni, modelli in mente. anche questo secondo me. Tutto in medda. Abbiamo anche recensito comunque. Sì, certo. tra l'altro uno della Marui, il TR, la versione TR, molto bella. Andatevela a vedere. Quella un po' più sciccosa. Beh, Marui. E invece Sentiamo tu- lui adesso, occhio. Sentiamo tu che porti, dai. Cari amici, io veramente penso che con questo prenderò il largo a livello di votazione. Perché cari amici, questo mese il Fantasmagorico Lego vi porta un modello di SG, questa volta del blocco sovietico. E qua È medda. Qua ragazzi l'over the top, perché signori Lego vi propone il Fantasmagorico 74 SU. Dai, Discreto. discreto. Beh, sono sicuro che tanta gente al di là di questo schermo sta esultando, brindando, sparando. Lo sta già votando? O sta già votando in questo istante. Quindi ragazzi, mi raccomando, votate il mio modello di SG perché 74 SU dai, è un fucile che ha fatto la super storia, non la storia, la Dai, super lo storia. sappiamo io e Bossolo. E poi? È medda. Non è meta, perché ne hai preso uno anche tu Di medda. di meta.
Diciamo che si inserisce bene per un'ottima competizione tra i tre. Esatto, dai, diciamo siamo che tutti sono abbastanza tre- allo stesso. Sono tre leggere, mitragliette leggere. Intanto la tua sto cazzo che Beh, insomma, è piccolina, comoda, compatta, quello sicuramente è compatta. Ci sta, blocco sovietico, Performante. over the top, signori, mi raccomando, se non vinco mi incazzo. Dai, voto anch'io, dai. Così. Sì, ma tu Ogni volta dice così. ogni volta voto la tua, Sì, poi sì. guardi su Facebook e si vota la È sua. ovvio. Vaffanculo. Così che si Capito? vince. Potremmo fare tipo una camorra, tipo se mi votate vi mando una maglietta a casa, cosa del genere. Potrebbe anche essere che lui ha le mani. Sì. Io potrei farlo. È controproducente. State attenti. Quindi C'è la camorra? teniamo fuori questi discorsi per ricordare ai nostri amici che per votare i vari modelli di SG devono andare nella nostra pagina Facebook che vedrete in sovraimpressione proprio in questo istante. E votare lì e non sotto sui commenti Qua come fa sotto, sempre. probabilmente a livello pacco qua sopra ci dovrebbe essere la scritta. Ciao ragazzi, e io direi che possiamo chiudere qua. No? Questa Sì, dai. puntata è già andata così. E questa... Anche per le ultime. Sì, potremmo Buona chiudere. spacco, dai. Però cazzo sono il te. Chi poi che ci guarda? Nessuno. Quattro poveri. Ci guarda nessuno, ci guarda ragazzi, ci guarda nessuno. Va bene dai, qui da Lego Gas. E Bossolo. è tutto e mi raccomando al prossimo mese, al prossimo angolo del Soft Gunner. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao. Cazzo, ragazzi, oh, se non votate, ne ho fottuto MP5, vi faccio un mazzo così tanto. Anzi, facciamo così, se votate l'MP5 vi metto le foto di Lego mentre fa la cacca, così dopo sì che ci andate giù pesanti di votazione. Se lui c'ha le foto di Lego e fa la cacca, io mi preoccuperei un pochino. Lego si rifà tutto, si vede troppo sia il tuo pacco che quello di Boffolo. La cacca! No, ma deve vedersi il pacco. Perché fa tendenza. Ah, ok, vabbè.